Tre cittadini serbi parenti tra loro denunciati dalla Guardia di Finanza di Vicenza percepivano la pensione fingendosi invalidi. La Procura della Repubblica ha ordinato il sequestro di conti bancari per 90.000 euro. Nuovo inquinamento ambientale a Chioggia e Pellestrina, operazione della sezione aeronavale della Guardia di Finanza. Detenuto incendia dei mobili dentro al carcere Due Palazzi di Padova, momenti di panico, ferita una guardia, 15 persone finiscono in infermeria. Il mancato quorum in Consiglio regionale sul referendum della legge elettorale a 20:10, duro attacco del leghista Nicola Pinco a Fratelli d'Italia e l'avvertimento in Veneto l'alleanza alle regionali non è scontata. Auto in fiamme in A4, chiuso il tratto tra la Latisana e San Giorgio di Nogara in direzione Trieste, uscita obbligatoria Latisana, lunghe code e traffico in tilt. È arrivata l'influenza, primi ricoveri all'ospedale di Treviso, intanto tutto è pronto per l'avvio della campagna vaccinale dell'ULS 2 prevista per il prossimo 11 novembre. Primo freddo della stagione di montagna, è arrivata anche la prima neve, imbiancata Cima Grappa e l'altopiano di Asiago. Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei TG di Antenna 3. In primo piano quest'oggi una vicenda di falsi invalidi che ci arriva da Vicenza. Per oltre 4 anni avrebbero percepito la pensione di invalidità dall'INPS, ma secondo la Guardia di Finanza 3 cittadini serbi, parenti tra loro e residenti in città, non sarebbero stati così gravemente malati da averne diritto. La Procura della Repubblica ha ordinato il sequestro dei conti correnti bancari dei 3 per 90.000 euro. Avevano presentato certificati per gravi invalidità, cecità assoluta, cardiopatia e menomazioni mentali che in genere impediscono del tutto o in parte lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. 3 cittadini serbi di 69, 66 e 40 anni, residenti a Vicenza e appartenenti allo stesso nucleo familiare, non avrebbero però detto la verità e per anni avrebbero percepito la pensione di invalidità INPS indebitamente, secondo quanto scoperto dai finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza. Sono stati denunciati per truffa aggravata e su provvedimento del Tribunale le Fiamme Gialle gli hanno perciò bloccato i conti correnti bancari e un immobile a Sarego per un totale di 90.000 euro. Le Fiamme Gialle vicentine, coordinate dalla Procura della Repubblica, hanno pedinato i 3, effettuato sopralluoghi, acquisito informazioni e documenti negli uffici pubblici, recuperate e studiate da medici le loro cartelle cliniche. Gli esiti hanno messo in evidenza l'incoerenza tra le patologie sofferte dai 3 indagati e il loro stile di vita. Risultato: le pensioni sono da considerarsi illegittimamente percepite fin dal 2015 e i beni mobili e immobili personali bloccati. Ed ora parliamo di inquinamento ambientale a Chioggia e Pellestrina, operazione della sezione aeronavale della Guardia di Finanza. Per i dettagli ci colleghiamo al telefono con Ilaria Marchiori da Venezia. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da Chioggia, dove gli uomini del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza nei giorni scorsi hanno scoperto 6 fusti da circa 200 kg contenenti olio esausto e idrocarburi lungo l'argine destro del fiume Brenta, in prossimità della confluenza con il fiume Bacchiglione nella frazione di Cabianca. A quel punto i militari hanno proceduto dunque a delimitare l'area interessata e poi per il reato di abbandono incontrollato di rifiuti e distruzione nonché deturpamento di bellezze naturali a carico di ignoti. La zona sequestrata è di circa 50 metri quadri e risulta di proprietà del demanio pubblico dello Stato, ma sono comunque in corso ulteriori approfondimenti per accertare le responsabilità. Non solo, negli stessi giorni l'elicottero della sezione aerea di Venezia ha individuato anche un moto peschereccio che era ormeggiato nel canale di Pellestrina e che disperdeva liquido, presumibilmente idrocarburo. I finanzieri sono dunque intervenuti per procedere all'identificazione dei responsabili e al momento contestare ancora una volta l'abbandono di rifiuti. Da Chioggia è tutto, restituisco la linea allo studio. La cronaca ora ci porta a Padova, al carcere Due Palazzi, dove un detenuto ha scatenato il panico dopo aver appiccato le fiamme ad alcuni mobili. Alla fine in 15 sono finiti in infermeria. Sentiamo.
Un detenuto nigeriano ha seminato il panico all'interno del carcere Due Palazzi, ferendo un agente di polizia penitenziaria. L'uomo ha dato fuoco ad alcuni immobili, provocando un incendio. Ha inveito contro la procura, che per l'ennesima volta lo aveva arrestato, e ha dato in escandescenza lanciando su pellettili e distruggendo alcuni allestimenti della sala comune del carcere. Gli agenti hanno spento le fiamme e uno di loro avrebbe preso un calcio e sarebbe caduto per il pavimento bagnato, lussandosi un ginocchio. Almeno 15 le persone, addette alla sorveglianza dei detenuti, rimaste ferite nel tentativo di spegnere le fiamme. Ad avere la peggio però è stato l'agente che ha cercato di bloccare il 40enne nigeriano. Colpito con un calcio, è stato trasportato in pronto soccorso. Nel panico generale stava per scoppiare una sommossa, placata solo dalla grande professionalità del personale, commentano i sindacati di polizia penitenziaria. La politica ora, il mancato quorum in Consiglio regionale sulla proposta di richiesta di un referendum abrogativo relativamente alla legge elettorale. A 20:10 duro attacco del capogruppo della Lega Nicola Finco a Fratelli d'Italia e l'avvertimento: in Veneto l'alleanza alle prossime regionali non è affatto scontata. Sentiamo un estratto della trasmissione. La cosa che un po' più mi ha sorpreso sono stati i fratelli e le sorelle d'Italia, che al momento della votazione improvvisamente tutti sono spariti dall'aula, uno è andato in bagno, l'altro è andato al bar, e quindi non si sa cosa sia successo. Io ho la mia idea sui rapporti con Fratelli d'Italia, però ovviamente per quel che riguarda le alleanze non spetta a Finco. Cioè, secondo lei perché oggi, non si deve fare l'alleanza? Oggi tutti danno l'alleanza per fatta, però io sono dell'idea che non è perché a livello nazionale si fa un accordo, poi quell'accordo a livello nazionale debba per forza essere rispettato in tutte le regioni. Perché noi vogliamo patti chiari e amicizia lunga. Siccome in Veneto magari nel centrodestra è facile vincere con il centrodestra unito, perché c'è un governatore che ha un determinato peso. E cioè non è necessario portare con sé Forza Italia e Fratelli d'Italia. No, io dico, si può portare a casa anche l'alleanza, però attenzione, non è un'alleanza scontata. Patti chiari e amicizia lunga. Quindi se c'è una condivisione anche di punti e gli obiettivi del programma, bene. Mettiamola così. Perché quando io sento la Meloni, perché io ci credo che Barlato piuttosto che Giorgetti e la Donanzà siano convinti sul percorso dell'autonomia, ma quando poi sento la Meloni che a livello nazionale sull'autonomia è un po' più tiepida, cioè io prima di fare l'accordo in Veneto anche con la Meloni, voglio che la Meloni venga in Veneto e sottoscriva un accordo chiarissimo sull'autonomia, non che faccia l'autonomista in Veneto e la centralista a Roma. La cronaca, ritorniamo in autostrada 4 con l'ennesima mattinata di passione. L'autostrada tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste è stata chiusa al traffico questa mattina in via precauzionale a causa di un'auto che ha preso fuoco poco dopo le 9, lo rende noto Autovie Venete. Sul posto il personale della concessionaria di Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso. Ancora da chiarire le cause dell'incendio. A seguito della chiusura dell'autostrada si sono formati 3 chilometri di coda, è stato chiuso anche lo svincolo di entrata a Latisana ed è stata istituita l'uscita obbligatoria sempre a Latisana. Sabato a Riese Pio X l'ultimo saluto al 14enne di origini indiane morto all'Itis Barzanti di Castelfranco durante l'ora di ginnastica per una crisi cardiaca. Sono stati fissati i funerali di Sukhrai Rator, il 14enne di Riese Pio X morto lo scorso 21 ottobre durante l'ora di educazione fisica, stroncato da un'improvvisa crisi cardiaca, mentre gli accertamenti su cosa abbia effettivamente provocato l'arresto cardiocircolatorio fatale al ragazzo proseguono. L'ultimo saluto al 14enne di origini indiane, studente all'Itis Barzanti di Castelfranco Veneto, si terrà sabato mattina alle 10 nella sala mostra della Barchessa Zorzi di Villa Egher. La procura, che indaga sulla prematura scomparsa del ragazzo, ha rilasciato il nulla osta alla sepoltura in attesa che arrivino gli esiti degli esami eseguiti sul cuore del 14enne dagli specialisti della clinica universitaria di Padova. Dopo la cerimonia il feretro verrà cremato. Arriva da Padova la storia di un trapianto incrociato di rene tra Italia e Spagna. Intanto l'azienda ospedaliera della città è stata scelta per collaborare alla riorganizzazione della sanità della regione Calabria.
Una donna spagnola ha donato un rene ad un paziente italiano di Padova, mentre la moglie di quest'ultimo, immunologicamente incompatibile con suo marito, ha restituito l'organo donandolo al figlio della prima donatrice in attesa di trapianto. Una vicenda raccontata a Roma durante gli Stati Generali della Rete Trapiantologica Nazionale. La donazione incrociata risale al 22 ottobre ed è stata realizzata grazie ad un accordo di cooperazione tra Italia, Spagna, Francia e Portogallo per la gestione dei trapianti. Entrambi i pazienti e i loro rispettivi donatori sono già tornati a casa. Quello eseguito tra Padova e Barcellona è il secondo trapianto di rene incrociato Italia-Spagna. Il primo però è avvenuto in simultanea utilizzando un volo di linea. Il rene del donatore spagnolo infatti è arrivato all'aeroporto di Venezia, dove gli operatori del 118 di Padova hanno preso in consegna l'organo e hanno affidato all'equipaggio il rene del donatore italiano, che è decollato mezz'ora dopo alla volta di Barcellona. Una vicenda che dimostra l'efficienza e l'eccellenza della sanità padovana. Nelle scorse ore, infatti, la sanità della Regione Veneto è stata scelta dal Ministero della Salute, che ha proposto uno specifico accordo di programma per collaborare alla riorganizzazione dell'attività chirurgica del sistema sanitario della Regione Calabria. L'accordo ha come sottoscrittori il Ministero, la Regione Veneto e l'azienda ospedaliera di Padova, che sarà proprio il soggetto attuatore e riceverà esclusivamente un rimborso spese fino ad un massimo di 200.000 euro. Il lavoro avrà durata di 18 mesi, prorogabili per altri 6. Abbiamo sempre detto, commenta il presidente del Veneto Luca Zaia, che le nostre buone pratiche sono a disposizione del Paese. L'impegno è di fare il meglio per il futuro della sanità della Regione Calabria e i suoi cittadini. Non a caso, conclude Zaia, il partner operativo sarà l'azienda ospedaliera di Padova, uno dei nostri fiori all'occhiello. E ancora con la sanità, è arrivata l'influenza anche nel nostro territorio, primi ricoveri all'ospedale di Treviso. Intanto tutto è pronto per l'avvio della campagna vaccinale prevista per il prossimo 11 di novembre. Primi ricoveri per influenza all'ospedale Cafoncello di Treviso. 3 adulti ed un bimbo sono stati colpiti dal virus ed hanno accusato complicanze che hanno reso necessario il ricovero ospedaliero. Si tratta di persone che nei giorni precedenti avevano soggiornato in Australia e Sudafrica, dove il virus è già in circolazione da mesi. Virus della nuova influenza che ora è stato quindi isolato per la prima volta quest'autunno nel nostro territorio. I pazienti hanno risposto bene alle terapie e sono stati dimessi. L'epidemia 2019-2020 è dunque ormai alle porte ed è infatti pronta a partire la campagna vaccinale dell'ULSS 2 della Marca, che scatterà lunedì 11 novembre. 140.000 le dosi di vaccino acquistate, numero che in caso di necessità potrà anche essere incrementato. 11 gli ambulatori vaccinali nei vari distretti della provincia. È stato poi stabilito il Flu Day. Il 14 novembre sarà il giorno nel quale tutti i medici di famiglia apriranno le porte degli ambulatori, oltre ai normali orari di visita per le vaccinazioni anti-influenzali. Qualche istante di pubblicità, ora linea alla regia, a tra poco. Rieccoci in studio con la prima edizione dei notiziari di Antenna 3. Ritorniamo con la cronaca a Venezia. Caos in un ristorante per un cameriere ubriaco. È accaduto in un locale nei pressi del Ponte di Rialto. A chiamare i carabinieri è stato lo stesso titolare, dopo che un cameriere, un 48enne tunisino, si è ubriacato ed ha cominciato ad infastidire i clienti. All'arrivo dei militari l'uomo si è ulteriormente inalberato, ha reagito fino a quando i carabinieri l'hanno arrestato. Restiamo a Venezia per parlare del contributo d'accesso e dei contapersone che cominceranno ad essere attivati ad inizio del nuovo anno. A Carnevale inizierà il conteggio dei turisti. Il comune installerà 35 sensori contapersone per rilevare le presenze in città ai fini del controllo dei flussi. Per i primi di gennaio dovrebbe essere pronto il sistema contapersone. Ieri si è svolta una conferenza dei servizi in soprintendenza per superare quelle che sono le criticità che ha una città come la nostra dal punto di vista
dei beni storico-architettonici, perché alcuni di questi sistemi verranno montati su cose già preesistenti pubbliche, alcuni su palazzi privati, quindi bisogna interfacciarsi giustamente con la soprintendenza. Però procediamo. Si tratta in particolare di 13 sensori contapersone e di 26 per il rilevamento dei flussi. I sensori dovrebbero essere anche installati in alcuni degli approdi a CTV più trafficati. Non solo. Queste telecamere non solo contano, ma rilevano la velocità e la densità delle persone, in modo che noi possiamo sapere, ad esempio, se alla stazione c'è un gruppo che viene monitorato, possiamo sapere fra quanti minuti arriverà ad esempio al ponte della Madonnetta. E tutti i dati verranno riportati con un software e entreranno possono vivere da soli, ma entreranno anche nella smart control room, per far sì che chi gestisce la città abbia coscienza di quello che è l'afflusso dei turisti durante le giornate. In Polesine ora, Polesine che continua a pagare le conseguenze della subsidenza, l'abbassamento del suolo causato dalle estrazioni di metano effettuate tra gli anni 30 e gli anni 60 del Novecento. Il conto oggi è di oltre 2 milioni di euro all'anno di bolletta elettrica per far funzionare ininterrottamente le pompe idrovore. 2 milioni di euro all'anno di corrente elettrica per il funzionamento delle idrovore, l'equivalente di una grande industria energivora che però non produce beni ma sicurezza per il territorio e i suoi abitanti e preserva l'agricoltura del delta del Po dalla risalita dell'acqua marina. In visita agli impianti il presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Filippo Gallinella, accompagnato dai presidenti dei locali consorzi di bonifica. E questo è il significato che qualcuno non ci crede o non vede o non è informato e non sa, l'abbassamento del territorio, cioè di questi 2 metri, 2 metri e mezzo. È continuamente pochi centimetri, ma sta calando ancora e speriamo che non estraggano il metano né al largo né qua nelle vicinanze del Ferrarese o di Ravenna, insomma, perché noi siamo come in un catino, in una buca, e il terreno va giù, insomma. Almeno 8 comuni del Delta, se non tutta la provincia polesana, devono la loro sicurezza idraulica alle attività dei consorzi. Solo in questa zona ci sono oltre 41 idrovore, mi hanno spiegato, più altre in altre zone, questo costa tante risorse, quindi oltre che il mantenimento idraulico degli argini, tenerli puliti e tutte le opere di protezione, bisogna anche spendere tante risorse di corrente elettrica, quindi lo Stato deve essere presente, noi cercheremo di essere presenti, perché se qui arriva l'acqua salata non si coltiva più, non si vive più e si perde sicuramente un patrimonio importante per il nostro territorio. Il presidente della commissione è stato accompagnato nel Po di Pila in quella che fu l'isola della Batteria. Qui sorgeva un piccolo abitato, una mareggiata negli anni 70 distrusse gli argini e inondò la campagna sommergendo ogni edificio, anche la piccola idrovora che serviva a questo lembo di terra. Il progressivo abbassamento dei terreni causato dalla subsidenza ha scoraggiato il recupero dell'isola, che ora appare come uno specchio d'acqua da cui emergono i ruderi delle vecchie abitazioni. Finisce in un'interrogazione parlamentare della deputata del PD Chiara Braga la vicenda delle immagini di Benito Mussolini riapparse sulla facciata di un palazzo privato di Zenson di Piave, da poco restaurato. La deputata chiede l'intervento del Ministero dell'Interno per valutare l'operato dell'amministrazione comunale in merito. I proprietari dell'edificio intanto sono chiari, le immagini non si tolgono. I palazzi vanno restaurati e tenuti su, perché questa è la storia dell'Italia. Che sia parte della storia d'Italia non c'è dubbio, meno scontato vederlo campeggiare su una piazza nel 2019. Dal recente restauro di un palazzo storico, Zenson, a 2 passi dal municipio, spuntano 2 vistose effigi del duce Benito Mussolini. La foto, complici le notizie nazionali sui cogli razzisti contro Balotelli, l'anniversario della marcia su Roma e la controversa commissione Segre, rimbalza e rotola fino a diventare ingombrante nel piccolo paese in riva al Piave. A me non interessa niente della gente, perché nessuno ci dà i soldi per restaurare, per pulire, per sistemare e perché sia decoroso in piazza, perché noi vogliamo che la nostra casa sia decorosa e pulita. Il volto stilizzato, impresso sull'intonaco del palazzo, risale al periodo del Ventennio, quando motti e immagini inneggianti al duce erano comuni. La storia poi ha sancito la fine del fascismo e lo scorrere del tempo ha cancellato quei segni sui muri,
ma un primo restauro, 20 anni fa, li ha riportati alla luce, lasciandoli appena percettibili in basso contrasto, al punto da passare quasi inosservati. No, io non è che mai vista, ai 40 anni che sono qua, è la prima volta che ne sento parlare qui in farmacia. Una cosa che abbiamo visto io è da quando sono nata. L'ultimo restauro, qualche mese fa, ha invece reso più evidente l'effigie del Duce, come si può notare dal confronto delle immagini di oggi con quelle dell'estate scorsa, fatte nei giorni della tromba d'aria che sconvolse Zensón, dove non si nota nulla. Scrupoloso rispetto della storia o velata nostalgia del fascismo? I proprietari non hanno dubbi. Ma il fascismo per me non esiste più. Chiaro anche il sindaco Daniele Dalanese. Il restauro rispetta il regolamento comunale e trattandosi di un edificio privato il comune non può fare niente. Tra i paesani la questione non desta grande interesse. Se loro hanno deciso non so io. È una bolla di sapone. È indifferente per me, quindi quello che c'è stato è stato. Un concerto per Manuel Bortuzzo, l'iniziativa presentata in municipio a Trieste. Il concerto avrà luogo lunedì 11 novembre al Politeama Rossetti. Il ricavato sarà devoluto a Manuel per la prosecuzione delle cure. La città di Trieste si stringe attorno a Manuel Bortuzzo, il nuotatore ventenne nato nel capoluogo giuliano, rimasto paralizzato alle gambe dopo essere stato ferito da un colpo di pistola nella notte fra il 2 e il 3 febbraio a Roma, nel quartiere Axa. Il comune di Trieste, assieme al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e grazie al sostegno della Fondazione CR Trieste, hanno organizzato un concerto di beneficenza dal titolo Trieste per Manuel, ideato e coordinato da Fabrizio Somma. Come la città si è stretta in tutti questi mesi attorno alla sua figura, anche ai suoi messaggi che ha dato, ecco io così immaginando questo concerto ho avuto una risposta assolutamente positiva da tutti gli artisti di Trieste. Lo scopo è raccogliere fondi per continuare la terapia e questo suo percorso di guarigione. L'ultima notizia di questi giorni è che ce la farà a camminare. E quindi ancora di più siamo entusiasti di questa iniziativa. Lo spettacolo, il primo evento del genere organizzato in Italia a suo favore, vedrà la presenza di Manuel, che sarà intervistato dal vice direttore del Piccolo Bollis. La serata verrà condotta da Rosanna Bubola con gli inserimenti di Flavio Furian. La soddisfazione per l'organizzazione di questo evento è stata sottolineata anche dall'assessore alla cultura del comune di Trieste, Giorgio Rossi. Questa luce negli occhi di Manuel darà a quelli che verranno al Rossetti a ascoltare questo grande concerto un motivo per veramente rimboccarsi le maniche e guardare in termini positivi tutta quella realtà che ci circonda. È un messaggio soprattutto per le nuove generazioni e quindi siamo molto felici di essere vicini. La città si dimostra sempre molto vicina a quelle che sono le tragedie che colpiscono soprattutto giovani. Abbiamo visto anche i due poliziotti, i nostri due angeli, un mese fa. Lo spettacolo si terrà lunedì 11 novembre alle 20:30 al Politeama Rossetti di Trieste. Primi freddi e di montagna è arrivata anche la prima neve, imbiancata Cima Grappa e l'altopiano di Asiago. Vediamo. L'inverno è ancora lontano, ma la prima neve è già arrivata sull'altopiano di Asiago e sul Monte Grappa. Nella notte i fiocchi sono scesi sui rilievi maggiori dell'altopiano dei 7 comuni e a Cima Grappa, giusto una spolverata per imbiancare un po' il panorama decisamente autunnale e per coprire l'erba ingiallita di questo scorcio novembrino. La coltre bianca è stata sciolta rapidamente dal sole di novembre già nelle prime ore del mattino, ma per i prossimi giorni sono previste altre precipitazioni e un brusco abbassamento delle temperature, che in altura porterà di certo ad altre nevicate più consistenti. Per il momento non vengono segnalati disagi di alcun genere per la circolazione e neppure per i residenti delle aree montane del Bassanese, però la situazione potrebbe cambiare. Gli amanti del freddo e gli appassionati di meteorologia si sono già scatenati sul web, dove girano da ore le foto della prima neve della stagione fredda. Ed ora uno sguardo alla nostra programmazione, tra pochissimo vi lascio ad ore 13, quest'oggi si parlerà della tragedia dell'Antonov a Villafranca di Verona, l'aereo precipitato 24 anni fa, ospiti il giornalista Gianni Favero, autore del libro Antonov 24, la strage di Santa Lucia e Nicola Galeotti, familiare di una delle vittime. E poi vi ricordo l'appuntamento con 20:10, questa sera puntuale
puntuale come sempre, ospiti in studio il deputato Raffaele Baratto e Niccolò Rocco, consigliere comunale del PD a Treviso. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Buon pomeriggio. Bentrovati al meteo. Tempo inizialmente buono, poi un nuovo impulso atlantico porterà ancora maltempo sul finire della giornata di giovedì 7 novembre. Vediamo la situazione dunque nel dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto con nebbie e nubi basse sulle zone di pianura. Non mancherà anche qualche spazio soleggiato nel pomeriggio, ma in serata e soprattutto durante la notte tra giovedì e venerdì peggiorerà con piogge localmente anche forti. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 5 e 9 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 12 e i 14 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con maggiore presenza di sole in giornata. In nottata anche qui però arriveranno le prime precipitazioni. Temperature minime tra 8 e 12 gradi, massime tra 14 e 15 gradi. Poche novità anche sul Trentino Alto Adige, qualche foschia o nebbia sui settori meridionali, sarà più soleggiato altrove. Anche qui peggiorerà durante la notte. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, valori massimi intorno agli 11 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.